Quando è che è previsto il verdetto? Sembra il 7, però sa, io sarò lì in assemblea a seguire in maniera tale che ci sono domande, ci andiamo con umiltà, con rispetto da parte dei partecipanti, ma insomma il 7 dovrebbe concludersi. L'abbiamo raggiunto tra uno scalo e l'altro sulla via per l'Azerbaigian e ci ha confermato quale sarà il giorno decisivo per le colline del Prosecco. Zaia con noi domenica a Sapras e dopo un lungo percorso tra dossier e sopralluoghi, tra momenti di entusiasmo e qualche delusione, alla fine anche le colline tra Conegliano e Valdobbiadene faranno parte dei siti tutelati dall'UNESCO. Un riconoscimento importante sia per il territorio che sarà tutelato, ma in particolare per l'economia, non solo del quartiere del Piave, ma di tutta la Marca e del Veneto. Questa è l'occasione della vita e dobbiamo capirlo tutti, associazioni di categoria, imprenditori, università, artigiani, operai, operatori culturali, tutti. Questa è l'occasione della vita per il Veneto, perché abbiamo i mondiali, le Olimpiadi, il tema del Prosecco. Siamo già la prima regione d'Italia per quanto riguarda il turismo, questo diventa un ulteriore elemento di qualità. Strategica in questo senso l'indicazione della Regione per non creare nuove strutture alberghiere in zona, ma incentivare la ristrutturazione e la riconduzione di casolari finili in una sorta di albergo diffuso. L'occasione, se verrà confermata, è di aumentare il fatturato di un settore, quello turistico, che continua a crescere. E i dati su altri siti UNESCO parlano chiaro. L'incremento annuo di visitatori è valutato intorno al 10%, che, se tutto va bene, da domenica prossima avranno bisogno di una struttura ricettiva adeguata, per non perdere non solo l'occasione di un territorio, ma anche per molte future generazioni.